campo a recuperarla sono i ragazzi in maglia gialla di Kochan che vanno in profondità. Esce Podolski, ma la palla resta lì per il sinistro. Facile facile di Ganea Marian. È 1-0, lo Steaua sblocca meritatamente l'incontro al 7° minuto di gara. Fuori per Sotrokan, a spazio, forse troppo per andare con il destro. Eccolo Marian che controlla sulla linea e la butta dentro. 2-0 Steaua, si mette bene per i ragazzi di Kochan al 19° del primo tempo. Lo Steaua conduce 2-0 all'Empire. Pallone che passa per Dobrin al limite dell'area. Marian, ancora Marian con il destro. Pallone che si spegne in fondo la rete. Tripletta del numero 9. 3-0 Steaua che non le aveva mai segnate così tante in una sola gara. Allora Dumitru è partito sulla destra. Marian è fresca, appena rientrato in campo il numero 9 va a cercare sul secondo palo il compagno che arriva puntualissimo sul pallone. È Dumitru Nicolai a siglare il 4-1 per lo Steaua che rimette 3 gol di scarto tra sé e gli avversari a 5 dal termine. Tantissimo spazio il numero 9, fa correre il compagno sulla sinistra che salta secco un avversario, poi ancora Marian col tocco sotto. Poker del numero 9, 5-2 Steaua. È sempre lui a farsi trovare pronto questa volta sulla ribattuta di Giordano Podeschi. 5-2 Steaua che mette in cassaforte i primi 3 punti della stagione. Cercez, Marian, 4 gol e un assist per il numero 9, è sicuramente lui l'MVP di questa magnifica serata qui all'Empire, ovviamente per lo Steaua.